Questo è prima del granulamento. Questa scandola per esempio è 100% colore ancora neutro, allora per la Spagna si fa verde o rossiccia, si carica di colore. Si carica di pigmento. Quindi questa è la che devo fare, queste sono le prime prove. Lì quello che viene grattato, diciamo tagliato per fare granulato. Sì, quello lì è il granulato intero, quello che viene granulato. La tecnica è quella di sfregamento, per cui si scalda. Quando io ho scaldato la macchina e poi si mantiene la temperatura, va a circa 180-190 gradi, non brucia, si scioglie, sciogliendosi la plastica che è il 70-85-80% ingloba tutto quello, quel po' di cellulosa, quel po' di legno, che si chiama, ci sono pezzi di legno che dobbiamo siamo proprio gli scarti. Voi utilizzate tutto o sindete? Cioè PVC, PET? No, PVC c'è un mercato a parte perché ha delle problematiche a parte, li fanno nuovi tubi di PVC, quindi noi funzioniamo, le vedrete, le balle vengono tolte quando viene un'azienda edile che ci consegna questi tubi, noi li togliamo, li selezioniamo. Sì, perché non sono compatibili. No, non sono compatibili. È assurdo lasciarlo lì, non me lo pagano, me lo strapagano, oppure io lo vendo. Se ne resta un po', è un pregio, perché ci sono le pratiche altofondenti, non fondono. Allora quando vanno a fare il manufatto, vanno anche dalle gambe per le altre cose. Oppure nel pavimento sono le plastichette rosse, quelle gialle, quindi E come